settore. Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno, tanti davvero gli argomenti che andiamo ad affrontare oggi, la cronaca in primo piano, andremo a Pieve di Soligo dove c'è stata un'ennesima aggressione ai danni di un autista della MOM, ci collegheremo con la nostra di Caliman che si trova sul posto, ma anche temi sanitari perché di sanità, di prevenzione, del piano regionale proprio di prevenzione ne sta parlando ora Palazzo Balbi, il presidente Zaia, l'assessore Lanzarin, quindi sentiamo alcuni passi di questa conferenza stampa per capire qualcosa di più. Vediamo. Purtroppo la malattia, le cure hanno fatto in qualche modo venire meno. Il Dragonbot per noi è la risposta a tutto questo, non solo perché, come spiegava prima sia l'assessore sia la dottoressa Russo, è un aiuto dal punto di vista fisico del braccio, dell'infedema e proprio di tutta la fisicità, ma anche perché dà quel sostegno, quell'aiuto psicologico, sociale, di gruppo, di squadra, quella condivisione, quell'empatia che solo appunto questo tipo di sport, di squadra riesce a dare. Altre attività che possono essere sempre riabilitative non lo danno. Per noi è veramente importante che tutte le donne del Veneto, purtroppo sono tante quelle operate tutti gli anni, vengano a conoscenza di questo progetto, lo sperimentano e vengono con noi a pagaiare, a salire in barca, perché la barca è una metafora, cioè siamo tutti veramente nella stessa barca e solo stando nella stessa barca insieme riusciamo ad arrivare al traguardo e a stare bene. Bravo. Beh, sicuramente avete capito che lo sport fa bene. Io sono brevissimo, ma quest'anno abbiamo conseguito il titolo anche di Regione Europea dello Sport e quindi io spero ci onorerete anche di poter nelle vostre attività portare il logo della Regione Europea dello Sport. Ci farebbe veramente molto piacere. Sì. Lo sport fa bene, ma fa bene da tutti i punti di vista. Abbiamo un 43% della popolazione veneta che svolge attività sportiva, siamo tra le percentuali più alte in Italia, mi pare che siamo secondi solo al Trentino e all'Alto Adige, e una palestra a cielo aperto la nostra regione. Sì. Da 5 milioni di veneti, 850 però nella graduatoria mi pare che siamo terzi, insomma. Comunque, giustamente, parlando di dati, abbiamo quasi 500.000 atleti nelle varie discipline, ma lo sport ha anche una grande valenza dal punto di vista della salute. La Regione del Veneto, grazie anche all'intervento che è stato previsto nella nostra legge con le palestre della salute, abbiamo una carta etica dello sport anche per trasmettere i valori etici ai giovani, ai ragazzi soprattutto. Attraverso lo sport si sviluppa una rete di volontariato incredibile, più di 100.000 volontari, e con delle creazioni di reti sociali, di solidarietà incredibile, che aiuta tantissimo anche le pubbliche amministrazioni. Oggi lo sport è diventato un punto di riferimento per le famiglie e un luogo di Sentite la conferenza stampa, ci sono anche le associazioni per la lotta contro il tumore, si parla di sport ma non solo, abbiamo sentito anche prima c'era l'assessore Lanzarin che parlava e dava dei dati rispetto proprio alla prevenzione e al piano che sta attuando la Regione. Magari ci ricollegheremo fra qualche minuto, sentiremo poi magari le parole del Presidente della Regione Luca Zaia. Ma altro tema di cui si è discusso davvero in queste ore, in questi giorni, è il fine vita, la bocciatura della legge e il terremoto proprio interno al centrodestra, tutti contro tutti. Salvini confessa: Zaia, io avrei votato no. Sentiamo. La vita va tutelata dalla culla alla fine. In Consiglio regionale hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch'io in quel senso lì. Sono parole inequivocabili quelle che Matteo Salvini pronuncia di primo mattino in una trasmissione televisiva della TV di Stato, commentando l'esito della votazione che di fatto ha messo sotto Luca Zaia sul tema sensibile del fine vita. La Lega non è una caserma, c'è libertà di pensiero, per me è bene che sia finita così, ha scandito Salvini, segnando comunque un solco profondissimo con il governatore
senatore veneto, che fin dall'inizio ha sostenuto la battaglia popolare per una legge regionale che regolasse il suicidio medicalmente assistito. È una pratica che c'è già, ipocrita a negarlo, ha ribadito Zaia stesso in giornata. I leghisti contrari, di fatto la maggior parte, esultano, seppure nelle dichiarazioni pubbliche si facciano molte premesse. Non vogliamo far passare il principio o l'ideologia dello scarto, che chi non è più utile in questa società, l'alternativa è il suicidio medicalmente assistito. Questa non è una nostra competenza, noi non possiamo avere 20 regioni con 20 leggi che vanno a regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Stiamo parlando di un diritto fondamentale e quindi in quanto tale è un qualcosa che va legiferato a livello nazionale. Diciamo, è una parentesi di questa legislatura, ma io non ne farei un caso politico. Era sulla linea di Zaia e quindi per il sì Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo leghista, che cerca di tenere la barra dritta nella laguna in tempesta. Non c'era nemmeno un vincolo di maggioranza, quindi anche tra alleati ci siamo sempre detti che su questo ogni gruppo avrebbe potuto votare come voleva. Quindi sinceramente non vedo grandi ripercussioni, non vedo grandi problemi per quello che riguarda la maggioranza, soprattutto considerando appunto che è un progetto di legge esterno. Da Treviso Mario Conte sembra avere maggiore serenità di giudizio, difende Zaia e passa la palla a Roma. Vedere Zaia sconfitto? Francamente no, io credo che Zaia abbia avuto il merito e il coraggio di aprire una discussione che dovranno aprire anche tante altre regioni, ma soprattutto che stimola il governo ad aprire una riflessione a livello nazionale. Nelle frizioni interne al Carroccio si insinua il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che usa il carico da 90. È stata una forzatura la sonora bocciatura, il sigillo politico istituzionale a questo errore di Zaia. Le parole di Tosi: non cita Zaia ma rivendica lo stop alla proposta Luca De Carlo, che ormai tutti danno come possibile candidato meloniano alle regionali 2025. Fratelli d'Italia sin da subito ha manifestato la sua contrarietà sia sul metodo che nel merito del provvedimento, chiedendo di concentrarsi di più sulla cura della vita e quindi sulle cure palliative, piuttosto che abbandonarsi alla logica della cultura dello scarto. Torniamo poi a parlare della questione fine vita, ma sentiamo ora le parole del presidente Zaia, che lo vedo sullo schermo. Criminale a dire che c'è stata una moral suasion da parte della Regione, perché penso che con molto senso, diciamo, etico e della responsabilità le ULSS e i comitati etici si portano, cioè quando vedono una pratica del genere non è che stanno lì a dire ascolta e se la passano di mano finché diventa fredda, e quindi direi che su questo ci siamo. Dopodiché la valutazione sulle tempistiche è una valutazione concreta che si può fare se si tratta di uniformare, però penso che in assenza di una legge termini perentori tu non li puoi dare. Puoi dare indicazioni, ma non è che tu puoi dire da oggi si istituisce che. Ecco. Ma questa, posso dire, a rigor di logica è la dimostrazione che la legge stabiliva questo, cioè dire si è fermato il fine vita con il voto negativo. No, perché il fine vita esiste in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale che è la 242 del 19, prova ne sia che il Veneto ha avuto queste 6 pratiche in 5 anni. Quel progetto di legge, che è un progetto di legge che non è nostro, che è arrivato dai cittadini, quindi ancora più rispettoso, e per questo il Presidente della Regione sarà sempre presente quando c'è un progetto di legge di iniziativa popolare, intendeva definire i tempi di attesa rispetto alla risposta, tutto qua. Quindi valuterete eventualmente la possibilità? Sì, però per tutto ci vuole una fonte giuridica. Può essere un moral suasion, non mi permetto di dirlo perché ho visto che le ULSS rispondono tempestivamente, anche perché non è che hanno un magazzino di pratiche, uno può dire, cioè, è una pratica, 6 pratiche in 5 anni, cioè dire che ci metti mesi a rispondere, cioè, è difficile da giustificare. Peraltro, se non ricordo male, c'è stata un'indicazione da parte del garante, o di chi è stato, non me lo ricordo più, scusate, passatemi. No, intendevo dire che c'è stata un'indicazione rispetto al fatto che debbano essere costituiti comunque anche dei comitati ad hoc. Lo sto dicendo. C'è stata questa indicazione della costituzione dei comitati ad hoc e quindi a maggior ragione, alla luce di questo, quella è la pratica che trattano, cioè non è che trattano anche altre cose. Quindi sulla tempistica penso che quando una tempistica non è veloce rispetto a tutto quello che ho detto, vuol dire che c'è una volontà di non voler trattare.
però non è il caso del Veneto, questo deve essere chiaro. Senza microfono tanto mi sente lo stesso. Prego. Dunque, 3 domande. Matteo Salvini rispetto al fine vita ha detto, pur premettendo che la Lega non è una caserma, quindi difendendo la libertà di coscienza che è stata data, però ha detto chiaramente che avrebbe votato no. Io chiedo cosa ne pensa. Ma penso che la prova provata che c'è la libertà di pensiero, tant'è vero che lo stesso gruppo nostro, per il quale io voglio ricordare, non ho mai voluto fare la conta, perché l'ho dichiarato a Zapperi nel Corriere e l'avrei trovato vomitevole stare lì a contare quanti pro e quanti contro. Quando c'è libertà di pensiero, di espressione, soprattutto su un tema etico così delicato, vanno rispettate le idee di tutti, di chi la pensa favorevolmente, di chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Ed è esattamente lo spaccato di un paese, quindi se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, dall'altro c'è il segretario della Lega regionale Stefani che ha detto che avrebbe votato sì, ma non ci vedo contrapposizioni, ci vedo diversità di visioni. Se dopo andiamo nello specifico, il dire di votare no significa dire che alla luce di una possibilità che è quella del percorso di fine vita che è riconosciuto a livello nazionale, tanto è vero che non sono intervenute le procure nei casi che sono accaduti perché è legittimato dalla sentenza della Corte, nel momento in cui tu dici io avrei votato no, dici io non avrei votato no perché siano definiti i tempi di risposta, perché è quasi da dire che è una roba quasi burocratica, brutto da dire, ma è così. Poi, rimanendo sul tema, lei l'ha sottolineato anche parlando dei trapianti, c'è stata una fase storica in cui c'era un movimento contro e ha parlato anche di questo tema come di un diritto. Il tema dei diritti per lei è evidentemente importante perché da anni ormai rivendica che non sia un appannaggio solo del centro-sinistra, l'ha detto in più occasioni, non siamo quelli... Ma non è un fatto politico, cioè non è un fatto politico. Attenzione, prima hai parlato di caserma. Io nel 1992 mi stavo laureando, ho fatto l'obiettore di coscienza, non è un fatto politico, non ero militante di qualcosa, è un fatto etico, cioè nel senso che ci sono delle libertà che vanno garantite ai cittadini. Secondo lei il suo è un partito abbastanza largo da contenere delle visioni così diverse? Le chiedo perché di Vannacci, ad esempio. Perché ad esempio è un partito che ha saputo comprendere la libertà di espressione e di voto, ad esempio su un tema come questo. Non c'è stata un'indicazione del partito. A me non sembra poco, non faccio una difesa, però dico che davanti a questo vedo che i consiglieri hanno votato come volevano e nessuno può permettersi di dire di aver avuto condizionamenti dal sottoscritto. Se poi qualcun altro è andato a ricerca di consensi o di voti negativi, ma non in nome per conto mio, assolutamente no, perché mi arrabbierei se sapessi che qualcuno è andato a chiedere una posizione a favore o contro, parlando di me. E rispetto alla candidatura di Vannacci, che opinione ha? No. Guarda, io non ho un'opinione su Vannacci per un semplice motivo, perché non ho letto il libro. Sono come quelli che parlano del mio libro e non l'hanno mai letto. Leggetelo e compratelo soprattutto. Va bene, allora cambio tema. Prego. Rispetto al nulla di fatto su Intel, c'è stata una responsabilità di questo governo nel non aver capito la portata dell'operazione mettendo sul tavolo un'offerta maggiore? No, guarda, su Intel ad oggi noi abbiamo dei patti di riservatezza firmati, abbiamo degli agreement firmati e in virtù dei quali non possiamo dire molte cose. È altrettanto vero che leggiamo i giornali, ma alla luce di tutto quello che abbiamo firmato, per dire è chiusa, bisogna che arrivi una lettera da parte del governo che ci dica che è chiusa. Ma non è sibillina sta roba, ma a me a tutt'oggi, siccome sappiamo cosa abbiamo firmato, c'è il nostro interlocutore del governo che ci deve scrivere Intel, la vicenda Intel è tombale. Dopodiché noi ce le regoliamo di conseguenza. Noi abbiamo sempre il piano B. Che ci non ve lo dico. Poi, però. Grazie. Prego. Quindi devi fare 2 titoli domani. Ma 3 è una breve, sulla 3 la farei sulla breve Intel. Io quello in parte ha già risposto, se si sente per così dire vittima del fuoco amico. Sì, San Sebastiano mi sembra. O se prevale anche il fatto che molti nostri telespettatori, molti veneti in generale, la vedono comunque come il vincitore morale, tra virgolette, di questa vicenda. Ma guarda, se posso dire, vi dico una roba perché io sono l'unico che non legge i sondaggi, che fa le cose, secondo convinzione, strafregandosene di tutto.
perché penso che l'approccio laico che deve avere un amministratore sia la garanzia per tutti i cittadini. Cioè tu non è che puoi amministrare pensando solo a una parte politica o a un pensiero unico. Quando c'è stato il Covid, 21 febbraio 2020, io sono stato l'unico, il primo, che ha chiuso Vo, vi ricordo la prima zona rossa d'Italia l'ho fatta io. Ho fatto tamponare tutti i cittadini di Vo contro legge. C'era la dottoressa Russo che può testimoniare. Chi è che ha deciso quella sera? E cos'è che mi ha detto il tavolo? Che il danno erariale. Perché l'OMS dice di tamponare solo i sintomatici. Fra l'altro abbiamo scoperto che avevamo 83 asintomatici. Adesso è una cretinata a dirlo, allora non era una cretinata. Non sapevamo nulla. Ad esempio abbiamo scoperto che i bimbi in età pediatrica in casa dei positivi non si positivizzavano proprio per il tema della SPAI, che poi è venuto fuori tutta questa storia. Ho chiuso cinema, teatri, chiese, scuole, il Carnevale di Venezia e nel frattempo attorno a me la politica tutta diceva Milano non chiude, Roma non chiude, è una banale influenza, anche molti scienziati una banale influenza, Zaia spettacolarizza tutto. Perché vi dico sta roba? Perché io da quel 21 febbraio a dopo 2 mesi avrei avuto le mie elezioni per la rielezione. Quindi se uno guarda, ero l'unico in Italia che aveva pochi interessi di far casino. Vi ricordo che i vostri giornali, andate a prenderli tutti, Zaia crollo dei consensi, Zaia criticato dagli industriali, io andavo avanti perché ho detto se non è un'influenza qua va a finire male. Non sapevo che sarebbe comparsa una misura che si chiama lockdown. Chi è che conosceva il lockdown prima di quel momento? Quindi io le robe le faccio perché sono convinto di farlo, non me ne frega niente del consenso. Tutto qua, giusto signore? Quanti mi hanno detto a stare la Dragon Bot? Tanti. Altro? Prego. È un microfono a voice. No, c'è il microfono. Buongiorno Presidente, io volevo tornare al voto dell'altro ieri, perché fatta salva la libertà di scelta dei consiglieri della Lega, lei comunque ha espresso il suo fastidio per le argomentazioni che in alcuni casi sono state trattate, sia nel dibattito in aula che nei giorni che hanno preceduto. Prima, per esempio, ha citato la Procura che poteva intervenire se fosse stata approvata questa legge, questo se non erro l'ha detto uno dei consiglieri. No, non ho detto questo. Non ho detto questo. Ho detto che le procure non intervengono. Sono quei tuoi colleghi che possono testimoniare. Nel momento in cui c'è la pratica del fine vita, perché c'è la sentenza che lo supporta. Non ho detto questo. No, ma era stato evocato dal suo consigliere. Comunque io non lo so. Io non ho ascoltato gli interventi in aula e devo dire che non ho neanche ascoltato gli interventi. Ma lei è rimasto comunque seccato da certe uscite che ci sono state da parte di alcuni dei suoi... No, perché non ho neanche letto i giornali. Ti do la mia parola d'onore, non ti sto dicendo tanto per fare la battuta ad effetto. Quel giorno, se tu ti ricorderai, io ho finito il mio intervento di apertura, ho detto guardate, proprio per evitare condizionamenti, quello dice Zaia con lo sguardo mi ha guardato, mi sono sentito in obbligo di votare sì o no, sono uscito, mi sono andato a guardare carte in ufficio, sono stato 6 ore a disposizione, poi sono rientrato in aula, ho votato e sono andato via, non ho letto i giornali. Sai, la Thatcher diceva che adesso non è che vuole fare i giornali vanno letti tutti i giorni, guardate le tv, le radio, tutto. Però anche la Thatcher diceva, cioè, quando quindi uno solo può dire queste robe, cioè io, che capita che a volte per avere veramente lucida nelle decisioni, ho parlato del Covid prima, guardate che i giornalisti hanno fatto un lavoro eccezionale sul Covid, ricordatevelo sempre. Se non ci fossero stati l'avremmo gestita molto male perché ci hanno dato una grande mano, però quando ci sono delle decisioni importanti la cosa da fare è essere lucidi, non farsi condizionare e questo c'è l'unico sistema. Volevo chiederle sempre se tutte queste posizioni che lei ha, che sono diverse da quelle che ha la segreteria nazionale, sia per esempio sull'accoglienza diffusa, che sui matrimoni gay o su altre questioni, si sente un pochino io sul matrimonio gay, scusami, non ho mai parlato, me lo stai mettendo in bocca a te. Però più di insomma, sempre lanciato anche perché l'unione civile in Italia esiste già, che non facciamo come fine vita che facciamo finta che non esiste. No, infatti, questo le chiedevo, se a livello proprio del partito, a livello nazionale, dove c'è una linea molto diversa, sente che stanno diventando sempre meno le cose
la Lega no, guarda, partito? Io sono in un partito che comunque garantisce la libertà di pensiero e di espressione, e penso che uno spaccato di quello che sto dicendo ce l'abbiamo avuto l'altra sera con la votazione, tra gli astenuti, i contrari, i favorevoli, fra l'altro che ha proprio caratterizzato il nostro partito. Non ci vedo questo. Dopodiché, in generale, non sto parlando del mio partito per capirci, in generale vanno rispettate le idee di tutti, di chi è a favore, di chi è contro, l'ho già detto, no? Però con l'invito alla coerenza, perché se sei contro visceralmente a qualcosa, scrivi carta e penna, fai una proposta di legge e abroghi. Se sei a favore, la sostieni. Siccome io faccio parte della categoria di quelli che devono applicare la legge, perché la differenza tra i governatori delle regioni e tutto il resto del mondo è che a noi arrivano le domande dei malati terminali, che se hanno quelle 4 caratteristiche: diagnosi infausta, sostegno vitale per vivere, sofferenze fisiche e psicologiche, studiato, e poi l'ultima, la libertà di scelta, no? Scevra da ogni condizionamento, hanno titolo per fare questa domanda. Non è uno stadio pieno, noi abbiamo avuto solo 6 domande in 5 anni. Punto, mi fermo qui. Cosa dovrei dire? Girarmi dall'altra parte? Non è il mio stile. Altro? Prego. Guarda, io l'ho letta frettolosamente stamattina, devo dire questo. Diciamo, per me è stata una sorpresa e il rituale, però fondamentalmente io ringrazio perché hanno, come si può dire, ci leggo positivamente che hanno voluto e hanno apprezzato il fatto che veramente la libertà di espressione è stata garantita fino in fondo. Cioè l'ordine di scuderia da noi non c'era, e penso che questo sia la sublimazione della democrazia davanti a un tema etico. Guardate che i temi etici sono temi importanti sui quali non possono esserci ordini di partito. Punto. Altro? Vi basta, ragazzi? Prego, Ada. Ciao. Cambiamo discorso, sì. Ore 12, la scaduta. Qualche problema con il collegamento? Avete sentito il presidente Zaia che ha parlato? Mi ha avvisato. Allora, adesso vediamo. Io avrei anche una lezione di inglese che dovrei fare un po' veloce. Scusatemi, ma... Bene, avete sentito Luca Zaia che ha parlato del fine vita con le domande dei giornalisti, e torniamo a parlare proprio di questo perché il voto sul fine vita ha provocato il terremoto, avete sentito prima, nel centrodestra ma anche nel centro-sinistra, con l'astensione fatale di Anna Maria Bigon, che ora rischia serie decisioni da parte dei vertici del partito. Lei dice: me ne assumo la responsabilità, ci ha proprio detto la consigliera Demma. Io credo che apra un problema politico dentro il partito e dentro anche il gruppo. Noi abbiamo dato un'indicazione sia condivisa con la segreteria nazionale e quella regionale. Ma che conseguenze ci possono essere per Bigon? Flash, la prego. E ci riuniremo a brevissimo come gruppo e le valuteremo insieme. Le ore febbrili nel gruppo del PD in regione prevedono a stretto giro una riunione che dovrebbe coinvolgere anche il segretario regionale Andrea Martella, nel mirino Anna Maria Bigon, e le conseguenze potrebbero essere molteplici e anche pesanti, come una sanzione disciplinare, dalla sospensione addirittura all'espulsione. Va da sé che la discrezionalità è molto ampia e prevede anche semplicemente un chiarimento seppur duro o un richiamo, ma non è escluso nulla perché il danno politico il PD lo ha accusato tutto. Quella del voto poteva essere, politicamente parlando, la giornata perfetta per i Dem veneti, con Zaia messo all'angolo dai suoi e il centrodestra spaccato. Invece non si parla soltanto di questo, anzi, il nome di Anna Maria Bigon rimbalza a livello nazionale, vedi alla voce fuoco amico, perché la sua presenza in aula con astensione al voto è stata di fatto l'arma per bocciare la legge sul fine vita. La diretta interessata sa bene in quale situazione si trova, ma resta ferma sul suo atto. Che il Partito Democratico ha anche uno statuto che prevede la libertà di coscienza, cosa che avevamo previsto e concordato su questi temi, insomma, per cui dopodiché se il partito prende questa decisione me ne assumo la responsabilità senza alcun problema.
E ribadisce. L'altro aspetto fondamentale è che nel momento in cui noi andiamo ad aprire e quindi a predisporre un progetto di legge, questo deve essere di competenza nazionale, non sicuramente regionale. Io credo che un conto sia la legittima volontà di esprimere la propria opinione nella libertà di coscienza, un altro conto sia ignorare quanto questo elemento impatti sulla vita delle persone. La consigliera Bigon avrebbe potuto serenamente affermare la propria contrarietà al progetto di legge in diversi modi, senza essere determinante per affossare la legge. Il problema sta tutto lì. Sarebbe bastato far capire il PD che Bigon non partecipasse al voto, esprimendo così la sua contrarietà, ma non influendo sul quorum dei votanti. La sua astensione in presenza invece ha fatto in modo che si arrivasse al 25-25 che, norma alla mano, ha rimandato la proposta in commissione. Che nel partito il clima sia in ebollizione lo dimostra anche l'annuncio di Jonathan Montanariello ieri sera a Focus, un altro colpo per il partito. Io ho subito rassegnato le dimissioni da vice capogruppo. Chiedo con le mie dimissioni, insomma, che venga aperta una riflessione interna a ogni livello. E non è solo questione di numeri e quorum, dice Montanariello. La legge serviva per disciplinare dei tempi, non doveva essere ideologica. Non si parlava di fine vita sì o fine vita no, bastava vedere e leggere anche il testo. Si parlava di regolamentare una pratica medica e farmaceutica già prevista. Ed ora andiamo a Valbrenta, dove chiude la vecchia provinciale in destra Brenta. Ce ne parla, la vedo già sul nostro schermo, la nostra Monica Smiderle. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo lungo la Valsugana all'altezza del semaforo di Carpanè. Vedete alle mie spalle i cartelli deviazione per Trento, girare a destra e dunque per la vecchia Campesana, la strada provinciale che corre in destra Brenta. Da oggi però le cose cambieranno perché c'è una nuova ordinanza del comune di Valbrenta. Con me c'è il sindaco Luca Ferrazzoli. Le cose, vi dicevo, cambieranno. Che cosa succederà? Insomma, la vecchia provinciale chiuderà di fatto. Sì, la strada comunale da Vastagna a Costa sarà interdetta al grande traffico. Noi nell'interesse generale in questi giorni, nonostante la chiusura della statale 47, abbiamo cercato di garantire una percorribilità sulla strada comunale interna, che è una strada molto stretta, che evidentemente non si presta a questi volumi di traffico, creando tutta una serie di disservizi, in particolare impedendo anche ai mezzi del servizio pubblico, quindi alle corriere sostitutive del treno, di poter raggiungere gli istituti scolastici e i posti di lavoro. E conseguentemente, d'accordo con le forze dell'ordine e con la prefettura, abbiamo ritenuto di chiudere al grande traffico la strada comunale selezionando alcuni accessi. Per chi sarà possibile, per chi sarà aperta la strada provinciale, la vecchia Campesana, sindaco? Sarà aperta per i residenti, sarà aperta per i domiciliati nel comune di Valbrenta, per i lavoratori, quindi tutti coloro i quali devono raggiungere i posti di lavoro in comune di Valbrenta, ovviamente il carico, lo scarico e poi tutti i servizi, come si diceva, pubblici. È un'ordinanza che è destinata a creare polemiche perché sarà inevitabile il congestionamento della viabilità alternativa, sindaco. Già ieri abbiamo documentato la situazione lungo la pedemontana trevigiana, ma insomma la Feltrina è una strada che sta andando in sofferenza. Sì, è evidente, ovviamente sta andando in sofferenza per la caduta di una frana che blocca una strada statale, rispetto alla quale noi abbiamo tentato in tutti i modi di dare delle risposte, ma evidentemente la nostra viabilità interna, come è ovvio, diciamo, una comunale piccola e stretta non può sostituirsi a una strada statale, quindi ovviamente del disagio si crea, ma insomma vediamo che i disguidi sono tanti già adesso e quindi è di fatto impossibile che la situazione rimanga com'è, per l'incolumità pubblica in primis di chi circola e poi dei cittadini. Anche perché è prevista una chiusura di almeno 45 giorni di un'arteria così importante, un collegamento importante
importantissimo nord-sud dell'asse viario nord-sud, quale la Valsugana. Ovviamente i 45 giorni, così come indicati, sono giorni indicati in via cautelativa. L'obiettivo è quello da parte di RFI e in particolare di ANAS, che sta lavorando alacremente, di aprire il prima possibile. È in campo tutto un ventaglio di soluzioni, però è evidente che noi non possiamo proseguire in queste condizioni. Comunque la notizia di oggi è questa, dalle 19 o da mezzanotte, Sindaco? Credo dalle 19, perché vi è tutto un tema di controlli, nel senso che vi è un dispiegamento importante di forze pubbliche nel consentire i filtri, perché in qualche modo la viabilità rega su questa modalità, che però nel lungo periodo è insostenibile per tutti. Quindi dalle 19 Valsugana praticamente fratturata in due, blocco qui all'altezza del semaforo di Carpanè e poi blocco provenendo ovviamente da sud dal ponte di Vastagna. Dalla Valsugana è tutto, da Valbrenta è tutto, grazie al sindaco Luca Ferrazzoli, la linea torna allo studio. Grazie davvero, grazie Monica, buon lavoro, grazie anche al sindaco. Noi andiamo avanti con la cronaca. L'operato della giunta di centro-sinistra guidata dall'ex sindaco Fausto Merchiori, che ha amministrato la città di Rovigo dal 2006 al 2011, è sotto la lente della Corte dei Conti per il project financing e le delibere relative che hanno permesso la costruzione del polo natatorio di Viale Porta Po, stabilendo oneri di gestione e importi a carico dei privati e dell'ente pubblico con varie clausole. Negli uffici di Palazzo Nodari è arrivato ieri un documento che dà conto alla Costituzione in mora per interrompere i termini di prescrizione. La Corte dei Conti stima danni erariali per 5,6 milioni di euro, cifra molto simile a quella che l'attuale amministrazione, anche questa di centrosinistra, guidata dal sindaco Edoardo Gaffeo, in carica dal 2019, ha deciso di pagare nel tentativo di chiudere il contenzioso con le banche e i privati, oltre ad una lista di esponenti della Giunta 2006-2011. Tra i soggetti citati negli atti notificati in comune ci sono dirigenti, alcuni non più in servizio presso l'amministrazione Rodigina. Io non so se ho visto prima sullo schermo, lo vedo il presidente Zaia in intervista, sentiamo dunque le sue parole. Me ne sarei stato tranquillo come qualche collega ad attendere gli eventi. C'è invece qualcuno che le elezioni ce l'ha tra 2 anni, però ci sta già pensando, e questa è una di quelle manovre per mettere all'angolo Zaia. Beh, ma se si va a votare e io non sono più ricandidabile, cioè che angolo è? Cioè, è un'autostrada. Non si sa mai, no, governatore? In che senso? Cosa possa cambiare qualcosa? Ma guardate, Seneca nelle Brevitate Vitae diceva che la vita è breve, non è breve, ma è l'uomo che la rende breve. Ecco, continuare a pensare tutti i giorni a cosa farai domani, finisci che ti rosichi il fegato e tutta la vita. Presidente, dall'altra parte del canale si sta parlando. Non c'è spazio. Dall'altra parte del canale a Palazzo Ferrofini Fratelli d'Italia sta presentando una controproposta alla legge che è andata in Consiglio. È una coincidenza. Ci sia questa conferenza stampa proprio, a pensare male, proprio quando stanno presentando il loro convegno. Questa conferenza stampa non sono in questo convegno, cioè, a prescindere da questo penso che sia la democrazia, questo ognuno in Consiglio regionale presenta che progetti di legge vuole, dopo verranno analizzati, verranno votati, avranno consenso, non ce l'avranno, ma non ci vedo nessun problema dal punto di vista pratico, assolutamente. Aprendo l'ultima cosa, la conferenza di oggi con i dati eccezionali dei trapianti inverno 2023, lei ha detto tanti anni fa anche con i trapianti c'era il comitato del no, un po' come oggi col fine vita. Ma un comitato agguerrito del no, vi ricordo che quando si parlava io ero ragazzino e poi andavo alle superiori, ricordo che Maurizio Costanzo, che io ho ricordato, fece una campagna paurosa durante il Costanzo Show per stimolare ad avere una legge per la possibilità di donare gli organi. La donazione dell'organo in quegli anni era quasi considerata un sacrilegio, no? Cioè una violazione di quello che è poi l'intimità del corpo, cioè il donare un cuore. Ecco, noi abbiamo avuto Busnello che ha donato, il povero Busnello ha donato il cuore a Ilario Lazzari, è stato il primo trapianto di cuore, guarda caso ancora una volta in Veneto, la Repubblica Veneta. L'ultima cosa, in terra Verona perde le speranze. In terra ce l'abbiamo. E piano B allora? Dovremmo dirlo adesso. Grazie. Buon lavoro. Dunque l'intervista l'avete sentita del presidente Zaia con i giornalisti, noi invece andiamo avanti
con la cronaca e andiamo a Padova. Picchiava le figlie di 14 e 16 anni, la donna romena condannata dal Tribunale di Padova a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Erano state le due ragazze che all'ennesimo atto di violenza della loro mamma non ce l'avevano più fatta e avevano chiamato i carabinieri. Vivevano in un appartamento del quartiere Arcella, la donna, una romena di 41 anni in Italia come badante, e le due figlie di 14 e 16 anni. Qui si consumavano continue violenze in una situazione di degrado totale. Incredibile la scena che si sono trovati davanti ai militari al loro arrivo. Sporco dappertutto, vetri e mobili rotti, cibo avanzato. La donna che immediatamente ha dato in escandescenze. Un quadro confermato dalle successive indagini, con le ragazze testimoni di continue violenze, picchiate anche con un manico di scopa. Al termine del processo la donna è stata condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Le due figlie da subito sono state affidate a una comunità protetta. Aveva in casa 1 chilo di droga con impressa la faccia del noto personaggio di fantasia Homer Simpson. Il 21enne padovano arrestato dalla polizia solo poche ore prima. Alla madre, sorpresa ad acquistare cocaina, era stata ritirata la patente. Poche ore prima nei guai era finita la mamma, sorpresa dagli agenti della squadra mobile e della questura ad acquistare una dose di cocaina da un tunisino fermato ed espulso su ordine del giudice dal territorio nazionale. Immaginatevi la faccia dei poliziotti quando la donna a cui avevano ritirato la patente se la sono ritrovata nella casa di un 21enne che avevano appena sorpreso con alcune dosi di hashish nei pressi della chiesa di San Martino a Volta Brusegana. Arrivati a casa sua per la perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 20 confezioni di hashish con impressa l'immagine di Homer Simpson per un peso complessivo di oltre 1 chilo. Il giovane è stato arrestato e si trova adesso presso la casa circondariale di Padova. Ed ora andiamo a Vicenza. Sicurezza a Schio, procede il piano di videosorveglianza della città con nuove telecamere. 11 nuove videocamere in punti strategici della città. Continua così il piano di videosorveglianza che estende la rete di controllo a favore della sicurezza di Schio. In particolare 5 occhi elettronici sono stati posizionati nella zona della stazione ferroviaria, 2 sul lato di via Baccarini e 3 verso l'area binari che guarda il parcheggio di via Milano, in modo da assicurare un controllo completo dell'area. Tutte le videocamere installate sono a multisensore a grande campo di ripresa di 360 gradi. Non solo, previste anche 2 videocamere lungo via 29 aprile e 2 lungo via Tito Livio. Anche in piazzetta San Gaetano, infine, è già stata posizionata la rete di fibra ottica per il collegamento e l'armadio di derivazione per 2 videocamere a grande campo. Ora andiamo a implementare quelle che oggi già sono la dotazione della città. Attualmente 52 più queste 11, arriviamo a 63 punti di controllo che, installati in maniera scientifica, danno la possibilità in un modo o nell'altro di inquadrare e individuare chi commette, reati o infrazioni. E se la tecnologia rappresenta un supporto per garantire la sicurezza, il sindaco Orsi si appella alla fondamentale collaborazione dei cittadini. La segnalazione immediata che dà la possibilità alla struttura di attivarsi in caso di bloccare la videosorveglianza che per legge possiamo tenere solo per 7 giorni, dopodiché i filmati devono essere distrutti e quindi darci la possibilità di intervenire immediatamente. Quindi tecnologia, ma in modo particolare i cittadini. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con altri collegamenti. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca, andiamo a Pieve di Soligo dove c'è stata l'ennesima aggressione ai danni di un autista mom. Vedo sullo schermo la nostra Edi Kaliman con il sindaco. Buongiorno Edi. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto bene, siamo esattamente nel pieno centro di Pieve di Soligo, in piazza Vittorio Emanuele II, in compagnia del sindaco Stefano Soldan. Dunque sindaco, che cosa è successo questa mattina? L'ennesima aggressione a un autista della MOM esattamente sotto il suo ufficio al municipio. Sì, purtroppo questo bruttissimo fatto è successo in piazza Pieve di Soligo in un orario in cui gli studenti vanno a prendere la corriera, quindi un orario che è documentato con tante persone presenti.
abbiamo ricostruito il fatto, le persone sono già state identificate, cioè in questo caso l'aggressore, rispetto a una ricostruzione dei fatti che adesso è al vaglio dei carabinieri. È un fatto deprecabile che ci siano persone che continuano e ripetutamente ad aggredire gli autisti di un pubblico servizio, tra l'altro creando disagi poi a tutti gli altri utenti delle linee. Infatti la Corriere ha dovuto sostare qui per diverse ore, oltre il problema proprio legato all'aggressione e alle lesioni provocate nei confronti dell'autista. Noi stiamo facendo vedere le immagini dell'aggressione che ci sono state fornite grazie ai colleghi di QDP News. Sindaco, è un ragazzo giovane, un ragazzo che ha inveito contro un autista, per quale motivo? Ma dalla ricostruzione sembra che questa persona asserisca di essere stata investita però da un altro mezzo e se l'è presa con questo autista. Ovviamente questa è una prima ricostruzione e, ripeto, deve essere al vaglio degli inquirenti. Non giustifica assolutamente un atteggiamento di questo tipo, perché comunque posso testimoniare che anche l'autista che ho sentito in prima persona ha detto: se fossi stato io mi sarei prodigato per primo per assistere, per chiamare soccorsi, eccetera. Dobbiamo verificare se il fatto è realmente accaduto e soprattutto capire le ragioni che hanno poi portato a una violenza nei confronti dell'autista e quant'altro. Ovviamente poi l'autista, nel momento in cui è stato aggredito, ha reagito perché ha sentito la sua persona messa in difficoltà. Dei pugni sono stati dati? La ricostruzione è che sono volati dei pugni e quindi neanche delle parole, ma c'è stato un vero e proprio confronto fisico. Sappiamo che l'autista Daniela ha raggiunto l'ospedale di Conegliano per ricevere le cure adeguate, qualche giorno di prognosi ci fanno sapere. L'autista comunque sta bene. Cosa possiamo dire infine di questa vicenda, Sindaco? Ma che spero che si risolva con la giusta pena per chi ha creato questo fatto. Ovviamente vanno approfondite tutte le cause e che è inconcepibile che questo continui a avvenire nei nostri comuni, e serve probabilmente un'azione forte nei confronti di tutti quelli che considerano il servizio pubblico o la pubblica amministrazione qualcosa di cui ci si può tranquillamente approfittare anche attraverso la violenza. È il tempo di dire basta, perché nei casi specifici noi abbiamo offriamo dei servizi e queste persone non possono essere messe a repentaglio nello svolgimento delle proprie attività da atteggiamenti di maleducazione o ancora peggio, da bullismo o altri fatti di questo tipo. Lei ha sentito personalmente l'autista, come l'ha trovato? L'ho trovato molto provato, una persona che mi ha dato la prova, ma come immagino, essendo un dipendente pubblico che sa qual è il suo ruolo, quali sono le regole e soprattutto qual è anche la dinamica con cui comportarsi. Una persona che è stata traumatizzata probabilmente, come è già successo nel passato per altri, da questa situazione, e che portava, al di là del trauma fisico, anche dei segni dell'aggressione. Daniela, questa è la situazione oggi a Pieve di Soligo. 6 domande. No, grazie Edi, davvero sconcertante le immagini che abbiamo visto. Ringrazio fra l'altro anche il sindaco per averci spiegato quanto accaduto, che ha davvero sconcertato tutti, perché l'ennesima, ricordiamo, aggressione. Fra l'altro ringraziamo anche i colleghi di QPD News che ci hanno dato le immagini, immagini che fanno davvero riflettere. La solidarietà ovviamente all'autista della MOM. Ed ora parliamo invece di temi sanitari. Ne abbiamo parlato prima in apertura con il presidente Zaia, invece oggi affrontiamo altri temi sanitari con il primario, con il dirigente di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Treviso, il dottor Giorgio Busatto. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Insomma, partiamo da un dato che sta girando ormai qui nella Marca, che c'è un aumento imponente di denatalità. Sì, il problema della denatalità si fa sentire non solo in tutta Italia, ma sappiamo anche nell'ambito europeo, perché
lo squilibrio demografico coinvolge tutta l'Europa, con effetti di particolare gravità e cronicità proprio in Italia. Ricordiamo che le proiezioni demografiche stanno un po' condannando il nostro paese verso aspetti di insostenibilità sia nel contesto sociale e previdenziale ma anche sanitario, e soprattutto porta anche un spopolamento di diverse aree. Quindi bisogna forse far sì che i nostri politici cambino la mentalità, capendo che le spese demografiche devono essere considerate, diciamo, degli investimenti e non dei costi. Ma cosa è successo nella nostra azienda US2, visto che io lavoro appunto qui a Treviso? Quanti sono stati i parti che abbiamo avuto? Beh, nell'azienda US2 nel 2023 abbiamo avuto 5.096 parti, mentre nel 2022 ce ne sono stati 5.445, quindi un 350, circa 349 in meno. Anche per quanto riguarda Treviso abbiamo avuto un calo dei parti rispetto al 2022. Quest'anno abbiamo avuto 2.265 parti contro i 2.338 del 2022, quindi un 73 circa in meno. E per quanto riguarda i nati, invece, anche qui abbiamo avuto, logicamente accompagnati al parto, abbiamo avuto un calo. Nel 2023 sono nati 2.331 bambini, sono nati di più perché ci sono i parti gemellari, contro i 2.411 del 2022, quindi un'ottantina in meno. Per curiosità, vi dico che la percentuale di neonati è stata del 51%, sono nati bambini maschi, contro il 49% di femmine. Anche qui... No, dica pure. No, anche per quanto riguarda l'aspetto della cittadinanza, no? Perché si dice che la componente maggiore è data dalla popolazione straniera. In realtà noi qui a Treviso abbiamo un 76% di parti di donne italiane, mentre il restante 24% è dato da donne straniere, di cui la percentuale maggiore, un 12%, è fatta da donne dell'Est Europa e un 6,5% da donne africane. Ecco, quindi insomma l'argomento che si diceva prima, insomma, con gli immigrati ci sono più parti nella Marca, non è proprio così? No, se pensiamo, praticamente un quarto, certamente sostengono la natalità ed è importante anche questo proprio, ma anche loro quando vengono nell'ambito della nostra paese spostano l'età della prima gravidanza un po' più avanti di circa 2 anni rispetto alle loro abitudini, e anche riducono il numero di figli, perché non sempre fanno tanti figli, ma soprattutto le seconde generazioni che sono qui adeguano la loro anche aspetto per quanto riguarda la natalità a quello che è la nostra natalità, quindi magari hanno 2 o 3 figli, ma non tanti come un tempo invece era presente. Ecco, senta, dottor Busato, si parla anche di fertilità, tante le coppie che chiedono di poter avere dei figli, concepire dei figli con dei sistemi ovviamente diversi, perché magari ci sono dei problemi. Sì, noi sappiamo che per quanto riguarda la fertilità nella donna ha il picco massimo che va dai 20 ai 30 anni e subisce poi un calo significativo, anche se graduale, prima ai 32 anni e poi dopo i 37 anni, fino ad arrivare a 0 in prossimità della menopausa, che in genere si verifica intorno ai 50 anni. Si stima circa che sono il 15% le coppie infertili, e sappiamo che l'infertilità non è vero che è collegata alla donna, ma di pari un 50% è causa maschile e un 50% è causa femminile.
Di sicuro, ecco, in questo aspetto è importante cercare anche di fare una prevenzione, ecco, andare a capire, perché molte volte questo problema si riesce anche a risolvere. E sappiamo anche che in Italia c'è stato un aumento poi di controparte delle nascite da fecondazione assistita. In 10 anni, ecco, c'è stato un aumento di circa il 73% di bambini nati da fecondazione assistita. Che percentuale hanno comunque di parti bambini nati da fecondazione assistita? Sono circa il 4,2% in tutta Italia, ecco, i bambini che nascono da procreazione assistita rispetto a quelli nati da fecondazione naturale. Senta, le patologie che maggiormente riscontrate per quanto riguarda le donne? Beh, allora, la parte, noi sappiamo intanto un aspetto che è importante è tenere presente che una delle cause più frequenti quando la donna va in menopausa di patologia è rappresentata dall'ipertensione e anche dall'infarto. Sono dati questi che portano a equiparare la percentuale di infarto a quella dell'uomo, che sappiamo non essere superiore. Quando la donna però va in menopausa e ha una riduzione dell'apporto ormonale, soprattutto della quota di estrogeni, il rischio di sviluppare un infarto del miocardio diventa uguale a quello del maschio. Importante quindi anche in questa fase della menopausa cercare di valutare l'utilizzo, se necessario, della terapia ormonale sostitutiva. Terapia ormonale che ha anche un beneficio non solo nell'ambito cardiovascolare, ma anche nell'ambito, per esempio, dell'osteoporosi, delle malattie neurodegenerative, e quando non ci sono controindicazioni, la terapia ormonale può essere prescritta il prima possibile quando la donna va in menopausa, e diciamo che non passi più di 10 anni da quando è andata in menopausa, e sappiamo che anche le nuove linee guida danno indicazioni ad utilizzare la terapia ormonale sostitutiva non più come un tempo per 5 anni, ma anche per più anni, fino a 10 anni. Per quanto poi riguarda altri scusi. No, quindi lei insomma consiglia la terapia sostitutiva per le donne che sono entrate in menopausa, ovviamente non oltre 10 anni, ecco. Sì, e soprattutto ecco, magari non tutte necessitano di una terapia ormonale sostitutiva, però ecco, molte possono, e anche la consiglio di fare, perché ne traggono dei benefici, sia da un punto di vista di qualità di vita, perché chi soffre delle cosiddette vampate, no, che sappiamo che coinvolgono molte persone, porta ad avere anche una qualità di vita sia durante il giorno ma anche durante la notte, perché una donna magari si sveglia più volte durante la notte e quindi anche con tutta una compromissione del lavoro successivo. Per cui ecco, queste e altre situazioni sono secondo me importanti da tenere presente e a utilizzare la terapia ormonale sostitutiva. Ecco, poi insomma noi speriamo di averla qua in studio, perché questi sono argomenti che ovviamente interessano tantissime donne, quindi se ne potrebbe insomma riparlare anche prossimamente. Però come sistemi adesso sono all'avanguardia, ci sono sistemi più specializzati anche per quanto riguarda il suo settore? Sì, di sicuro ci sono stati diversi cambiamenti nell'ambito dell'aspetto della medicina in generale, ma soprattutto anche nell'ambito nostro, sia ostetrico che anche ginecologico. Cito per esempio anche per quanto riguarda la patologia oncologica, i tumori dell'endometrio attualmente vengono affrontati tutti quanti con laparoscopia, quindi anche la degenza è più breve e il recupero è più breve. Per quanto riguarda per esempio anche i miomi, i fibromi, che sono una patologia questa presente in buona parte della popolazione, quando sono sintomatici
si può evitare l'intervento chirurgico andando a fare una embolizzazione che è una tecnica mediante il quale con un cateterino si va ad bloccare il flusso di sangue che va ai fibromi. Sappiamo che i fibromi è un tumore benigno dell'utero che ha una maggiore incidenza, interessa dal 15 al 30% le donne tra i 30 e i 50 anni. Andando a bloccare il flusso, il fibroma non ricevendo più sangue, piano piano comincia a diminuire di volume e soprattutto riduce anche la sintomatologia, che può essere il dolore o le perdite di sangue. Quindi una metodica per la quale non si fa un intervento chirurgico, la donna rimane ricoverata tuttavia 2 giorni per il controllo del dolore, dopodiché va a casa e riprende la normalissima vita che faceva prima senza avere bisogno di convalescenza. Dottor Pusato, io la ringrazio, poi spero davvero che lei possa raggiungerci qua in studio magari un giorno delle prossime settimane proprio per affrontare questi argomenti, perché sono argomenti che davvero interessano tantissime donne. Io intanto la ringrazio, so che poi lei deve scappare, quindi la saluto, la ringrazio davvero. Grazie a voi e a tutti i telespettatori e allora prendo la sua promessa e verrò in studio da voi. Grazie davvero. Noi andiamo avanti, prima di andare in pubblicità e andiamo a Padova, parliamo dei morti per il monossido all'ex Configliacchi, c'è stata la commemorazione della Giunta, sentiamo, la vedo già sullo schermo, la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Daniela. Questa mattina c'è stato un momento di raccoglimento qui davanti all'ex struttura della Configliacchi, un momento di raccoglimento voluto dalla Giunta ma che ha visto la partecipazione anche di tanti cittadini dell'Arcella che in questi giorni, come vedete, hanno attaccato striscioni e deposto fiori per ricordare questi 3 ragazzi giovanissimi stranieri morti per le esalazioni di monossido sprigionate da un bracciere di fortuna che avevano allestito nelle stanze del degrado di questo ex struttura IPAB Configliacchi abbandonato da anni. I 3 giovanissimi solo pochi giorni fa, anche l'ultimo è stato identificato, 2 di loro sono fratelli e l'ultimo identificato non c'era nessuna traccia né del suo arrivo in Italia né del suo passaggio a Padova. Una tragedia che ha coinvolto 3 invisibili a cui il Comune oggi ha voluto restituire dignità nel giorno in cui le salme vengono rimpatriate in Tunisia. Le parole commosse del sindaco Giordani e anche dell'assessora Colonnello, che ha annunciato un aumento dei numeri per l'accoglienza notturna negli asili notturni che in queste notti di freddo pungente stanno dando riparo ai tanti senza tetto che vivono in città. Io vi lascio con le parole del sindaco Giordani, restituisco la linea allo studio. Ragazzi, quando ho sentito la sera che mi ha avvisato il questore, il successo, sono rimasto scioccato, mia moglie a casa, pazzesco che a Padova possa succedere una cosa del genere. Non è colpa del Configliacchi, è colpa delle faccende che non riusciamo a risolvere bene. Se questi 3 ragazzi avessero avuto la possibilità di avere un lavoro, di avere una casa, questo non succedeva. Purtroppo è una situazione difficile. Da parte dell'amministrazione stiamo facendo, e ringrazio sia l'assessore Colonnello che l'assessore Piva, ma tutti quanti, ma tutti quelli che stanno da fare, che sono tanti, sono tantissimi volontari, di quello che fanno. Non è abbastanza, dobbiamo fare di più, e questo è chiaro, è un dramma, perché una città come Padova che possa capitare una cosa del genere, 3 ragazzi morti perché abbiamo bisogno di scaldarsi, non può essere. Siamo responsabili tutti quanti, poi tra amministrazioni nel passato, le attuali, la provincia, siamo ancora più responsabili, abbiamo il dovere di fare qualcosa, facciamo tanto, sì, dobbiamo fare ancora di più. Dopo quello che è successo la città ha reagito non soltanto in termini di pietà e di ricordo nei confronti di questi 3 ragazzi, si sono susseguite diverse manifestazioni, diversi ricordi nel loro nome, ma anche proprio nei fatti, e ringraziamo tutte le parrocchie che hanno messo a disposizione ulteriori posti per l'accoglienza. Anche come Comune siamo riusciti a trovarne degli altri, implementando di oltre 16 posti la disponibilità, ed è un numero che
in termini assoluti sembra poco, ma in termini percentuali per questo tipo di popolazioni è molto. C'è da chiedersi, dopo quello che è successo, se basti agire nella gestione di questo fenomeno, e ci interroghiamo invece sulla prevenzione. Siamo dunque interrogati come istituzione a più livelli, perché non è assolutamente accettabile che delle persone così giovani siano costrette a vivere in strada, perché gli altri percorsi di regola nel nostro paese sono così irti di ostacoli. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, Antonella Tocchetta del Partito Democratico. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Non sappiamo se si è già collegato con noi Riccardo Barbisana, eccolo qui, lo vedo, vice segretario regionale della Lega, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie. Partiamo insomma dall'argomento principe, ne ha parlato anche questa mattina nel punto stampa il governatore Zaia, la legge fine vita. Intanto la domanda insomma alla Tocchetto è proprio insomma un po' una caduta con la Bigona, adesso si attendono comunque dei provvedimenti, si dice, da parte dei vertici. Allora, diciamo che poi sicuramente l'assessore Barbisan avrà da ridire. La narrazione anche in questi giorni è molto focalizzata sul Partito Democratico, ma in realtà nel centrodestra, seppur Zaia tutta stamattina sta dicendo che comunque era una proposta su raccolta di firme di coscioni, hanno votato 22 contro e 15 a favore, quindi voglio dire il centrodestra ha sicuramente un problema. Per quello che riguarda noi, allora c'è da dire che effettivamente il Partito Democratico ha uno statuto, proprio perché si chiama Partito Democratico, che lascia libertà di scelta. In questo caso però, siccome si era determinanti, quello che era stato suggerito alla consigliera Bigon, che indubbiamente ha delle sue posizioni rispettabilissime, era quella di comunque non agevolare l'infortunio che non passasse la norma. Lei non l'ha voluto farlo e qui appunto c'è anche quella dicotomia tra quanto è libera una persona di decidere, lo è, però anche c'è una volontà di gruppo, perché lei non è in consiglio regionale perché è Bigon, è sicuramente perché Bigon, perché è conosciuta, prende molti voti, ma fa parte di una compagine, certo, di un partito. Quindi io credo che l'atteggiamento e il percorso che ha fatto la consigliera Camani, il nostro capogruppo, è stato un percorso perfetto. Ha anche appunto suggerito che se le cose non andavano probabilmente lei poteva prendere delle decisioni diverse, la Bigon non ha voluto farlo. Chi fa politica, e quelli, e anche Barbisan lo sa bene, molto spesso se sei in maggioranza o in minoranza devi buttare giù qualche rospo. Nel caso suo, pur preservando la sua posizione, gli era stato chiesto di avere un atteggiamento diverso. Non ha voluto farlo, quindi penso che sicuramente qualche conseguenza nei suoi confronti ci sarà. Ho notizie che appunto entro il fine settimana, massimo lunedì, si troveranno, perché in questi giorni c'è anche quella convention del partito, quindi sicuramente il senatore, nonché segretario Martella, non potrà essere presente in questi giorni qui in regione, perché sarà appunto al convegno della SLAIN, però io credo che la prossima settimana si decideranno una posizione, ovviamente i consiglieri regionali. Certo che comunque a me personalmente dispiace moltissimo, perché io ci credevo molto e penso che fosse anche una legge di civiltà. E chiudo dicendo, cosa che se incontrerò la Bigon gli dirò, proprio perché la Bigon è anche un avvocato, la legge è laica, poi dopo dobbiamo consentire a tutti di avere delle norme, dopo uno l'applicherà nel suo caso o no. Riccardo Barbisan, non che stia andando meglio nel centrodestra, voglio dire, ci sono state le parole insomma di Salvini che sconfessa Zaia e dice io avrei votato no. Guardi, io credo che invece sia andata benissimo, nel senso che la Lega aveva dato libertà di coscienza su un tema come questo, non si poteva fare diversamente, non possono esserci indicazioni di partito. Credo che la Lega abbia dato il miglior esempio in Consiglio regionale, proprio perché tutto quello che oggi si dice dei frazionamenti, chi sì, chi no,
chi si è astenuto, eccetera. La Lega ha fatto presente che nel suo gruppo consigliare erano possibili tutti gli atteggiamenti, dal sì, dal no, l'astensione o anche di chi non ha votato, proprio perché non siamo quel partito caserma che dice se bisogna fare una cosa o non bisogna farla, tanto più, oppure meglio, solo e quando, però è giusto così, quando si parla di questioni che attengono così particolarmente alla sfera dell'intimo di ognuno di noi. Non era programma di governo, non era una legge della Giunta, non era una legge di iniziativa di un consigliere della maggioranza o dell'opposizione, si trattava di una rispettabilissima legge di iniziativa popolare. Quindi sinceramente io non mi metto tra coloro che fanno la caccia alle streghe tra chi ha votato sì e chi ha votato no, anche perché devo dire che mi dà fastidio la caccia alle streghe tra chi ha votato no, perché allora quelli che hanno votato, cioè tra chi non ha votato la legge, perché allora gli altri potrebbero farla tra chi ha votato la legge, ma che clima di inciviltà sarebbe questo se su una legge sul fine vita ci dividiamo in questo modo per cui uno è buono o è cattivo a seconda di come ha votato. Io credo che siamo stati la prima regione a fare questa cosa perché abbiamo un regolamento che ci impone entro un termine ben preciso, mi pare che siano 6 mesi, sono un po' rifinito dal Consiglio regionale, però di trattare la materia. Lo abbiamo fatto, abbiamo adempiuto e la cosa è andata secondo quelle che sono le sensibilità dei consiglieri regionali che sul territorio se la vedranno coi loro eletti, coi loro elettori, ma io non starei qui a fare il chi sì, chi no, come se qualcuno che ha votato sì si dovesse giustificare perché ha detto di sì e chi ha detto di no si dovesse scusare perché ha detto di no, ma dove siamo finiti? Ecco, mi verrebbero 2 domande a questo punto e dopo lo farò anche a Antonella Tocchetto. Zaia oggi ha detto è una questione etica e non una questione politica. E questa è la prima. Quindi, sono pienamente d'accordo. Ecco, quindi secondo lei insomma anche le ricostruzioni, scusi, per cui il presidente avrebbe perso o avrebbe vinto o doveva vincere invece ha perso, ma dal momento che si fanno le riunioni di gruppo e si dice ragazzi libertà di coscienza, su questo non c'è ordine di scuderia, poi alla fine non ci sono né vincitori né perdenti. Io cioè, veramente questa polemica non riesco a capirla, so che in queste ore appassiona, devo dire anche mi dispiace vedere l'atteggiamento del gruppo del Partito Democratico nei confronti di una collega che io ho conosciuto in Consiglio regionale per uno scorso di legislatura, perché lei è arrivata un po' più tardi, però che ho apprezzato come persona, seppur molto distante da me nelle posizioni politiche. Cioè metterla all'indice, farle l'interrogatorio e poi irrogare la sanzione, non credo che sia... Sì, poi vedranno loro cosa fare all'interno del Partito Democratico, ma tutto questo all'interno della Lega non ci sarà, perché eravamo per la libertà di coscienza e continuiamo a esserlo anche il giorno dopo. Ecco, mi ha anticipato la domanda ed era proprio questa, nel senso a questo punto che cosa pensava, anche se non era ovviamente del suo partito, questa presa un po' di posizione da parte del Partito Democratico nei confronti della Bigon, mi ha appena risposto, quindi io chiederei quindi di rispondere a questo punto ad Antonella Tocchetto. Assolutamente. Allora, dice è una questione etica, non una questione politica, è una questione etica non politica, quindi insomma dice ognuno avrebbe dovuto votare per etica, per quello che pensa, non per... Allora, in una situazione, come dire, pulita dovrebbe essere una cosa etica, ma quando oggi apro il Corriere della Sera e alla terza pagina il buon Salvini dice io avrei votato contro e si apre un dibattito su Salvini contro Zaia, è ovvio che diventa una posizione politica, mi sembra abbastanza evidente. Poi posso concordare con quello che dice Barbisana che dovrebbe essere etica, certamente, ma purtroppo siamo in una politica
come dire, non solo di social, ma molto aperta ai confronti anche dove si fa cronaca e notizia, e quindi il Corriere della Sera alla terza pagina dice Salvini ha bocciato Zaia, quindi va da sé che va come dire motivato. Poi sul passaggio sulla Bigon detto dall'assessore mi viene un po' da ridere, perché insomma ci sono stati dei consiglieri leghisti che per molto meno, senza saperlo, hanno saputo anche dai vostri notiziari che erano stati espulsi dal partito, per cui almeno noi abbiamo anche un passaggio democratico. Io penso che però, siccome è una questione anche politica e i passaggi avevano fatto capire ai consiglieri regionali, ricordiamo anche che tra l'altro il vice capogruppo Montanariello si è dimesso, avevano fatto capire che questo poteva agevolare un non passaggio della legge quando la maggioranza del Partito Democratico voleva che la legge passasse, che poi la legge, diciamo, è sì sul fine vita, ma in realtà è un'applicazione della tempistica, quindi non si decide proprio sul fine vita, là si ragionerà. Era stato invitato la Bigon di fare un passo indietro, anche se le sue motivazioni, al di là di quelle etiche, tra l'altro, se lo leggete bene sui giornali, sono anche di tipo giuridico, perché lei dice la Regione del Veneto non aveva capacità di poter legiferare. Detto questo, comunque, per tornare alla sua domanda, noi non è che mettiamo in croce la Bigon, è ovvio che i giornali oggi ci sguazzano e va da sé, e lo dimostra anche il caso Salvini-Zaia. Poi dopo verrà fatto un passaggio, nessuno verrà cacciato, non ci saranno sicuramente crocifissioni, ma ci sarà un incontro apertis verbis dove indubbiamente il partito, la maggioranza del partito chiederà chiarimenti alla Bigon, perché io stessa, che sono un'umile iscritta di Treviso, dico che a me è dispiaciuto molto che non sia passata, e quindi io sono fra coloro che sostanzialmente quello che ha fatto la Bigon, pur nella massimo della democrazia, che uscisse, ecco. Sì, purtroppo io non l'ho condiviso e continuo a non condividerlo, ma come tantissimi penso che, come nelle chat del centrodestra, così nel centrosinistra, subito dopo la votazione, un po' di irritazione di gli iscritti come me ci sia stata nei confronti del nostro partito, che solo con un atteggiamento diverso, senza dover votare a favore, avrebbe fatto passare questa norma. Riccardo Barbisano, fra l'altro si parla appunto che era una questione tempistica, e oggi ha risposto anche questo Zaia dicendo insomma i tempi sono comunque stretti nella regione, sono stati 6 casi se non sbaglio. Sì, si tratta veramente solo di tempistiche, non si tratta di dire sì o no al fine vita. Però guardi, se un avvocato della compagine Lega Lista Zaia, Roberto Bett, ha votato no, motivando il suo no con delle argomentazioni sul piano giuridico, se la Bigon ha avvocato anch'essa, credo l'unica all'interno del gruppo del Partito Democratico, ha votato di no, quindi uomini e donne di legge che sanno bene cosa fanno dal punto di vista tecnico, hanno motivato il loro no dal punto di vista giuridico più che dal punto di vista etico. Una domanda dovremmo pur farcela su questa norma. Ricordiamo che non si potevano fare emendamenti su questa norma perché l'associazione Luca Coscioni non ammetteva e non voleva che fossero fatti assolutamente. Invece era una norma che, a detta di molti consiglieri regionali, doveva essere emendata anche per essere migliorativamente meglio applicata e migliorativa di quel poco che ci dà la sentenza della Corte Costituzionale, che oggi comunque garantisce il fine vita. Quindi non credo che fare la guerra tra Guelfi e Ghibellini, tra bianchi e neri, non ci porta molto lontano. Io credo che invece bisognerebbe cercare che ognuno trovi anche nelle ragioni dell'altro un terreno comune per discutere. E io credo che se 2 avvocati in Consiglio regionale hanno votato no, opponendo eccezioni dal punto di vista metodologico, giuridico, un motivo ci sarà, oppure sono tutti scemi quelli che hanno votato no, intelligentissimi quelli che hanno votato sì? Glielo dice uno che sinceramente un'idea precisa non se l'è fatta, perché non ero in Consiglio regionale
perché non ho sentito le audizioni, non ho sentito il dibattito in Consiglio e non ho neanche partecipato ai lavori di commissione. Ecco, però giustamente Antonella Tocchetto diceva però sì, ha portato una questione giuridica, però poi si è astenuta. Chi? La Bigon. Sì, si è astenuta e credo che sia nel suo diritto di potersi astenere, potersi dire contraria, cioè si possono fare in Consiglio regionale come in Consiglio comunale, a Tocchetto lo sa, siamo insieme e se abbiamo libertà di fare tutto quello che vogliamo, non credo che uno debba essere giudicato. Probabilmente le eccezioni dal punto di vista giuridico che aveva non erano sufficienti per votare un no, ma erano sufficienti per un'astensione. Avrà fatto i suoi ragionamenti. Perché si era, appunto, non aveva votato contro, si era astenuto tutto lì. Sì. Altro argomento che vorrei affrontare prima di chiudere, perché poi i minuti sono pochi, è siamo in aula per gli emendamenti sull'autonomia. Si sta discutendo e votando gli emendamenti. Insomma, un altro punto cruciale sicuramente per la Lega e insomma un po' per tutti. Antonella. Allora, il Partito Democratico aveva fatto delle proposte che non sono state accolte. La proposta Calderoli, chiamiamola così, non vede convinto il Partito Democratico, che voterà sicuramente no. E quindi è più vicino a una proposta che aveva formalizzato, portato avanti nelle varie discussioni e con i vari ministri che sul tema si sono avvicendati, era più vicino a una proposta fatta dall'Emilia Romagna con il presidente Bonaccini. In più ricordo che noi, voglio che sia chiaro, non è che siamo contro l'autonomia, siamo contro a come è stata formulata da loro con le 23 materie. La proposta che era stata fatta in Consiglio regionale con le 7 materie portate avanti all'epoca capogruppo, vedo che scuote la testa, l'attuale sindaco di Vicenza Possamai, era quella sulla quale noi avremmo voluto discutere, così com'è la norma presentata, la proposta di legge presentata dal disegno di legge Calderoli non ci vede convinti e quindi voteranno coloro che sono lì in Parlamento sicuramente no. Riccardo Barbisan, scuoteva la testa? Scuotevo la testa sì, perché è incomprensibile come il Partito Democratico, che ha modificato la Costituzione nel 2001, ha messo 23 materie e le ha esplicitate tra quelle che sono delegabili alle regioni, oggi decida che invece ne dobbiamo chiedere solo 5-6 oppure che debbano essere ridotte di numero le materie delegabili. Noi poi questo no, non l'avete sempre detto, perché quando avete modificato la Costituzione avete messo 23 materie, giusto? Nel 2001. Sì, ma nel 2001 sono passati 20 anni. Allora sbagliaste all'epoca o sbagliate oggi? No, sono cambiate le situazioni e la visione, non è che si sbaglia. In diritto e anche in politica, e lo sa bene lei che è assessore Barbisan, le cose possono modificarsi, bisogna anche vedere che cosa è scritto nei testi di legge, così come è stato presentato da Calderoli, il testo di legge non ci convince, perché detta facilmente, perché ci capiscano i telespettatori, dividerebbe l'Italia in 2 parti, i ricchi del nord e i poveri del sud, dai, cioè è abbastanza chiaro, lo dico in maniera molto, come dire, semplice, la questione è molto più complessa ovviamente. A me pare che purtroppo l'Italia oggi sia già divisa tra nord e sud, tra ricchi e poveri. Non lo facciamo di più. E questo non possa essere colpa dell'autonomia che non c'è. Comunque noi rimaniamo dell'idea che le 23 materie sono quelle previste in Costituzione, e quelle sono, e che la Regione all'interno dell'intesa che farà dopo che sarà approvata questa legge possa chiedere un numero di materie comprese tra le 23. Ci sarà l'Emilia Romagna che ne chiede 5, ci sarà il Veneto che ne chiederà 10, ci sarà l'Abruzzo che ne chiederà 23, ognuno secondo le specificità, le peculiarità e la capacità anche organizzativa della macchina regionale, che potrà decidere a seconda anche delle condizioni del momento politico quali materie vuole gestire, quali sì, quali no, se tutte, perché questo prevede la Costituzione ad oggi. Dopo non è colpa mia se lì si sono scritte 23 materie,
posso anche ammettere che di colpo avere 23 materie possa essere più un problema che un vantaggio per la regione, per qualunque regione, perché sono una persona ragionevole anch'io, non sono arrivato dalla luna, però devo dire anche che tendere alla delega di tutte le 23 materie gradualmente non è un obbrobrio giuridico, è ad oggi l'applicazione della Costituzione, cosa che si fa già in tante parti d'Italia, in Valle d'Aosta, in Provincia Autonoma di Trento, in Provincia Autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna e in Sicilia, in modo un po' variabile, però a questo siamo e non vedo trentini disperati, non vedo friulani scappare, non vedo valdostani che chiedono il passaporto francese e quindi va tutto bene. Beh, posso facilmente replicare che quando all'inizio si è iniziato a parlare dell'autonomia per arrivare al referendum, si diceva ma perché non fate prima a rendere il Veneto regione a statuto speciale, perché sembrava molto più facile. Detto questo, vedremo che cosa ne uscirà però, perché al di là del Partito Democratico al di là del Partito proposta di legge, Democratico che è totalmente contrario, bisogna vedere che cosa ne esce dalla maggioranza, perché non mi pare che tutti siano d'accordo, soprattutto in Fratelli d'Italia, e quella norma lì e quegli emendamenti li devono portare a casa loro. Dunque, è vero, anche CGIL Napoli non è d'accordo e la pensa esattamente come te, anche l'associazione dei sindaci del Sud non è d'accordo e la pensa esattamente come te, anche il ciarpame di Stato, la chincaglieria centralista la pensa come te, Antonella. La democrazia è bella per quello. C'è anche gente che la pensa diversamente. Certo. Dunque, ovviamente attenderemo, fra l'altro dovrebbe finire... Per esempio, scusi se mi permetto, per esempio i veneti che sono andati a votare nel 2017 e tra coloro tantissimi votanti, tantissimi elettori del Partito Democratico. Sì, ma il quesito era molto più semplice, adesso arriviamo a sintetizzare. Purtroppo siamo arrivati al termine. Comunque complimenti per il quadro. Siamo arrivati al termine. È un bellissimo quadro di speranza che rappresenta lo squero di San Trovaso a Venezia. Ecco. Grazie. Siamo arrivati al termine. Grazie davvero a Riccardo Barbisan, grazie anche a Antonella Tocchetto per essere stato con noi. Purtroppo siamo arrivati davvero al termine. A me non rimane che salutarvi, ringraziarvi. Ci sono le previsioni del tempo e subito dopo il film Il Capitano di Castiglia. Grazie davvero, grazie Antonella. Grazie a voi. Pubblicità, meteo. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Temporaneo miglioramento del tempo. Giovedì 18 gennaio, breve tregua in attesa di nuove piogge. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso fino alle prime ore del mattino, sarà possibile qualche precipitazione, poi in diradamento con fenomeni via via assenti nel pomeriggio, neve sui 1000-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature in generale aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime comprese tra 7 e 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente non mancheranno residue precipitazioni anche moderate. Incessazione a seguire, ma il cielo rimarrà coperto su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà variabilmente nuvoloso con qualche piovasco la mattina. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.